Cari amici della Maratona Veneta, buon dì e buon Venere. La parola de anco la parola Veneto, con in P tra parentesi l'acronimo VEC. Cosa che vuol dire VEC? Perché Veneto, insomma, grosso modo sappiamo cosa che vuol dire, ma VEC cosa che vuol dire? VEC è il codice internazionale ISO della lingua veneta. In sostanza, quando che a livello internazionale, per esempio l'UNESCO, e vuol parlare della lingua veneta, ecco, e il dopera il codice a 3 lettere VEC. L'italiano è GAITA, l'inglese è GAENG e il veneto è GAVEC. VEC. Se volete idee, per esempio, sull'UNESCO Atlas, UNESCO Atlas of World Languages, là, cercando il codice VEC, catare è il veneto. Per vero, se vede dentro, cate anche, non so che il veneto è una lingua riconosciuta, ma è il nome che ha questo darghe sull'Atlante UNESCO in inglese, che è questo qua. Venetian. Perché c'è magari cosita? Perché io vuoi dirne che non è mia Venetian con la I, che in inglese viene parlato spesso la parola Venetian, Venetian, se pronuncia, per dire Venezia, il veneziano de Venezia. Invece la parola Venetian, e questo apposta da parlarla, per dire che la lingua la è il veneto complessivamente e non il veneziano. Difatti, all'interno dell'Atlante dell'UNESCO, per esempio, non si mia riconosciuto il Visentin, il Padovan, il Veneziano, il Castellano, il Bassanotto, o ste robe qua, il Campo San Pierese, o robe così. No, si riconosciuto il Veneto. E quando che qualcuno che venga in mente dire no, ma in realtà il Veneto garia da essere il veneziano, eccetera, eccetera. E non si può parlare di lingua veneta perché semmai una lingua che sia stata in Veneto è solo il veneziano, che non è vero. Però bisogna stare attenti a questo ragionamento qua, anche volendo farlo, perché se si ragiona cosita, allora siccome che i grandi autori che ha fatto l'italiano, ise tutti fiorentini, e allora l'italiano non si potrebbe neanche capire chiamarlo così, bisognerebbe chiamarlo toscano, e anzi per essere precisi bisognerebbe chiamarlo fiorentino. E allora, se il Veneto non è mia Veneto perché le sue veneziane, che non è vero, e ora chiamiamo che veneziano, ma è ora l'italiano che insegniamo a scuola, non che chiamiamo più italiano, che chiamiamo fiorentino del 1300. E ora, forse, manco a chiamare le robe giuste, capimo che se qui possiamo chiamarlo italiano, e il Veneto, ha il caso di chiamarlo Veneto, e l'UNESCO, ovviamente, e ne dà ragione. E ora che abbiamo fatto anche per un po', e anche per un po' la nostra maratona de 100 robe, la taglia via è il 99. Fatto. E allora, cari amici, se sto video non è niente mai, strucche e iscrivivi a sto canale, no? E se vi gusta e vi contenta, ognuno che l'entra, che strucca mi piace e che il commenta, va bene? Se vedremo domani con un'altra parola e la terza puntata della nostra Maratona Veneta.